Allora, Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della Polizia di Stato. Tra l'altro vi avevamo proposto qualche giorno fa delle autovetture. Avete presente le auto dei carabinieri oggi? Sono di colore blu e hanno le striscine rosse. Cosa accade? Accade che la Guardia Forestale sarà inserita da autorità nella quarta forza, i carabinieri infatti, no? E cos'è accaduto? Che adesso gli danno la macchina, non sto scherzando, le auto, quelle dei carabinieri, di color verde, con scritto carabinieri. Cioè, io sinceramente non so che tempesta di cervelli, ci sono carabinieri, la vettura col colore naturale. No, quando io vedo queste cose qua mi cadono, sai, questa volta è caduto il microfono. Sì, solo il microfono. Cioè la vettura sarà di color verde e scritto carabinieri. Perché? Perché sono agenti della forestale. Sono identificate come le autovetture della Lega Nord, proprio i forestali. Incredibile. Incredibile. Allora, vergognoso. Reduce da Roma, dove è stato per lavoro, Raffaele Padrone, cosa sta accadendo nel mondo della polizia? Sta accadendo che noi da Pordenone andiamo a dare una mano alle altre città e Pordenone nessuno dà una mano. Pordenone è il Friuli Venezia Giulia, perché l'altro giorno sono... Questo che non capisco, Sì, ieri sono usciti dei movimenti, lo do in anteprima per i telespettatori, forse chi è del mestiere lo sa. Ieri sono usciti i movimenti di agenti assistenti che chiedono di andare in tutta Italia, che hanno 10, 15, 20 anni di servizio, 1500 uomini, a Pordenone 1. In Friuli 4 a Trieste, credo 2 a Udine o la stradale a Tarvisio, alla frontiera, che non c'è più la frontiera, ma comunque alla polterra di Tarvisio. Quindi siamo all'assurdità. Assurdità, richieste dei politici che hanno sfilato negli uffici del questore, della questura di Pordenone, prefetto che mi dava contro, se si ricorda, perché io da qua dissi, certo, guardate che Pordenone è stato escluso. No, il prefetto ha detto che si sarebbe impegnato e sarebbe arrivato qualcuno. 1500, uno a Pordenone. Mi pare che siamo nella, se non si impegnava, siamo nella normalità. Mi dispiace per il questore che ha scritto tantissime volte, è andato su a Roma 4-5 volte in un mese per chiedere personale. Ha avvisato anche da questa situazione che dice guardi, là mi pare che nei corridoi al Ministero si senta che hanno tolto quelli che ci avevano segnato, dovevano arrivare 4-5 persone, sono state tolte di colpo. Strano, perché dicono che il coordinatore regionale del nuovo centrodestra sia con Alfano, quindi... ma è passato per la questura, si è reso conto della gravità. Ma quello che volevo dire, l'8 di novembre Alfano si è sparato un po' che darsi. In Parlamento si è fatto la question time, ha detto che ci saranno dei soldi per la polizia, ha detto che ci sarà il rinnovo del contratto scaduto da 15 anni. L'ha detto Alfano. L'ha detto Alfano. E 0-0, grazie. Ciao a tutti. Grazie, grazie Raffaele Padrone. Lasciamoci questo poker darsi. Direttore, c'è una signora che non c'è più da 3-4 giorni, sono arrivato da Roma, l'ho saputo, perché glielo dico? Perché era una sua cara telespettatrice, la signora Ada, e ogni volta che mi vedeva mi saluti Gigi, io vi vedo sempre, quindi mi dispiace dirlo in questo momento. Questa è la vita. Una giovane signora che non c'è più. Condoglianze alla famiglia. La procura di